Si raccontava che dopo il Concilio de Trento il confino de sto Salvaneo, de sto Rosteo senza sangue, de tutte ste cose. Ise sta confinà qui nella nostra zona, alla rotonda da Longara, vicino a Vicenza. Gh'è una rotonda che qui a Lise sempre sta una villa maledetta, che tutti quei che c'erano da i possessori ise tutti morti de morte violenta. Se ne parlava all'epoca di questi fatti, che finché beveva il vino nel bicchiere si trasformava in sangue e scoppiava il bicchiere. E mi contava mio papà che egli era dei tose che andase a casa da lavorare e noi tornava a casa e nessuno sapeva più niente di ste tose. Che si sta che disea che gli era dei signori, le circuiva, le portava dentro su sta rotonda. Gli diceva che c'era oggi feste, bai, tutto. Insomma, oggi. E dopo ste tose, quando che Lori aveva fatto quello che gli sembrava a Lori di fare, le buttava dentro su sto posso. Sto posso già era pieno di cortei. Insomma, le tose spariva in che maniera lì. Però nessuno poteva intervenire. E diceva a mio papà che ora le tose aveva tutte paura. Quando che si passa anni e anni, allora i cercava di star attenti. I cercava di non assar le sue. Perché diceva che sentia, passando, i sentiva urlare, i sentiva sigare. C'era contadini che diceva che vedeva come dei fantasmi, dei anime in pena, così. E tutto quanto diceva che partiva sempre da lì, sua parte della rotonda, sulla campagna verso il canale. Secondo loro, c'era spirito dei tose che si sta a rapire, si sta a viventà e che ha fatto quello che era vissuto, insomma. Non te ne mai sentito che ha trovato i corpi? Ma sempre leggenda, ma proprio da preciso non si sa.